Oggi abbiamo presentato all'interno del Consiglio regionale Veneto il Festival di San Donato Opportunity, un festival cinematografico ma non solo, che parla di cultura, di arte, anche in qualche modo di opportunità che i giovani creano per il proprio territorio all'interno del proprio territorio da un punto di vista anche sociale, e l'obiettivo sarebbe anche da un punto di vista economico, quindi non andare oltre quella che è la scuola così come alle volte noi la immaginiamo, far vedere come anche le scuole, gli istituti scolastici rendono protagonisti i giovani, e i giovani hanno l'opportunità ma anche la capacità di rendersi protagonisti insieme a chi è giovane ma un po' meno giovane di loro, nel creare un momento come quello del festival che, come spiega la presidente poi di SDOP, è estremamente articolato in diversi momenti di lettura, di cinematografia, di ascolto e anche di riflessione su quello che è lo sviluppo culturale della società. Quindi un grazie, e è un piacere per il Consiglio regionale aver contribuito nel sostegno fattivo della realizzazione di questo festival, che coinvolge, la Presidente diceva, 3.500 studenti, quindi credo che il numero dia già anche l'immagine di cosa significhi, e ragazzi che si sono auto-organizzati da un punto di vista di sostegno, da un punto di vista di organizzazione, da un punto di vista grafico, e quindi questa capacità e queste competenze che si sviluppano vanno assolutamente valorizzate. Oltre al Consiglio regionale ringraziamo chiaramente la struttura della Giunta, e quindi sia la struttura politica con l'assessorato alla cultura, sia tutta la struttura organizzativa e tecnica che afferisce all'area della cultura con la dottoressa Bressani. Ringrazio la vicepresidente Zottis per avermi coinvolto in questo progetto, davvero un'iniziativa importante, ma al di là dell'iniziativa è il messaggio che ci viene dato, cioè contrariamente a quello che è diventato ormai un luogo comune. Cosa fare per i giovani? Qui abbiamo cambiato rotta, qui sono i giovani che fanno, i giovani che ci chiedono di essere coinvolti, i giovani che si rivolgono alle generazioni un po' passate con il dovuto rispetto e per un coinvolgimento che porti a quelli che sono i risultati di quella che viene definita comunità educante, cioè quella relazione indispensabile per il buon andamento di ogni società, una collaborazione, non un antagonismo, però noi tra virgolette vecchi, dobbiamo mettere a disposizione quello che c'è di patrimonio culturale, non solo culturale, lavorativo, imprenditoriale, perché questi giovani se lo meritano. Parliamo di una realtà di 3.500 giovani coinvolti con tutte le migliori idee e con tutta la buona volontà. Noi non possiamo deluderli. San Donato Opportunity APS, l'associazione culturale per ragazzi di San Donato di Piave, nata appunto dai ragazzi e per i ragazzi stessi, che quest'anno presenterà la prima edizione di SDOP Fest, che è un festival all'insegna della cultura per le generazioni, tutte le generazioni, non solo i giovani, ma anche le generazioni dopo, che si svolgerà a San Donato di Piave dal 17 febbraio al 22 febbraio 2025. L'inaugurazione si terrà però il 18 di febbraio 2025 alle ore 8:30 in Piazza Indipendenza a San Donato di Piave, dove appunto daremo il via a quello che è il nostro festival, che è composto principalmente da 3 macro aree, ovvero una rassegna cinematografica dove avremo una lista di film presentata appunto dal nostro direttore artistico Maglio Castagna, che vedrà film del calibro di Vermiglio, che fino a qualche giorno fa era candidato appunto le ultime liste per le nomination per gli Oscar 2025, con la presenza anche di attori e protagonisti di questi film. Avremo poi una sezione dedicata invece a quelli che sono i talk, che si occuperanno principalmente di quello che è l'infotainment e tutta la questione giornalistica e mediatica dei giorni nostri e della nostra contemporaneità. E infine abbiamo una sezione di masterclass, dei workshop, dove proprio i protagonisti di settori cinematografici come quello che può essere il doppiaggio, la scrittura cinematografica e la regia interverranno in piccole classi appunto a raccontare quello che è il loro lavoro, grazie appunto al loro supporto, appunto alla loro presenza. Saremo all'incirca 3.500 ragazzi, divisi in scuole dell'infanzia, scuole medie e scuole superiori. Abbiamo anche qualche universitario che si occupa però dell'organizzazione, comunque 3.500. Sono diversi istituti coinvolti, non solo sul San Donatese, ma anche sulle altre scuole dei comuni limitrofi.
L'appuntamento dunque è per tutti dal 17 al 22 febbraio a San Donà di Piave. Vi aspettiamo.